Amore, sta cominciando, c'è posta per te. Qual è la prima cosa che vuoi dire? A che ora finisce? Vabbè! La cosa più allucinante è che Annandrea, visto che stasera c'è posta per te, se n'è andata dal parrucchiere, amore. Vabbè, certo, c'è Candiaman. Metti che si gira e mi guarda. Io devo essere... Tu te ne sei andata dal parrucchiere perché metti che ti guarda Kiddo. Guarda come stanno facendo Caliman. Caliman, Candiaman non sei niente, lo voglio dire qua non sei niente, perché non sei vero, queste sono le persone, guarda, con gli insetoni, con i brufoli, questi sono uomini, con questi baffetti così, tu chi sei? Ma per favore, guarda, la signora è delusa. Ma quale è delusa? La signora è Ma delusa. quale è delusa? Ma non lo vedi che cosa ha detto? Ha detto sarebbe stato meglio Claudio Casisa. Non è così bello, cioè sei meglio tu. Vero? Oh? Allora adesso qui lo dico e qui lo nego, ma lo voglio dire. Lui, Cangiaman, non si fa il bidet. No, però dovevo dire. Si vede, non se lo fa. Vabbè. Lui dice che le dà il suo numero avanti. Signora, sarà la persona più cercata e più contattata del mondo. Signora, che c'è? Che fai? Ma si può togliere la maglietta, ma quello io. Che so almeno? Che cosa non sei noto? Adesso io... No! Finalmente una nuova storia degna di nota. Io spero che insomma ci diano soddisfazione. Spero che ci siano parolacce, insulti e tanti verbi sbagliati. Se così non fosse, cambiamo canale. Lei e suo padre sono litigati per colpa della moglie di suo padre, si chiama Graziella. Oh, il padre si chiama Graziella. No, la compagna del padre si chiama Graziella. Amore, la matrigna le dava legnate se diceva male le parole. San Cassiano, speriamo che si incassiano. Se si incassiano è una bella storia. Momento Totobusta, amore, hanno aperto la busta secondo te? Così, aprono o non aprono? Non aprono. Non aprono? Secondo me si aprono. No, guarda Sì, Graziella. Ma Graziella! Guarda che gira lo sguardo, Graziella, minchia, è un raggio laser. Guarda, io la fine di quest'uomo faccio, che non riesce a parlare da 2 ore. E la interrompe sempre. Grande Graziella. Allora, siamo tutti team Graziella. È vero, avevi ragione. Avete vinto voi, avete vinto tutti e due e ho vinto io il Totobusta, avevo detto di sì. Ditemi che l'avete visto pure voi, che prima della pubblicità la ragazza ha dato a Graziella uno schiaffo nel cozzo. Ora ritornano e chiudono la busta. Speriamo. Signori, siamo a Siracusa. Ladies and gentlemen, Siracusa. E siamo noi. Allora ragazzi, visto che siete siciliani, non siete voi quelli che devono dare il brio a questa edizione, eh? Mi raccomando, Facciamo figura. Piano piano. Parliamo piano piano, Totobusta. Montage tipo festa di 18 anni. Io dico sempre no. No, dici di no. No, Florinda secondo me non apre. Florinda si chiama. Tipico nome siculo. Devo dire Florinda. Santa Florinda. Allora, compare piano piano. Con coraggio. Lei. Pupetta mia. Vabbè, dai. Lo lasciamo passare, dai. Amore. Piano. Compare, potevi evitare di dire mi manca abbracciarti da dietro quando siamo in bagno. Perché c'era andato bene. Un pochino sul filo del rasoio. Un po' borderline. Comunque possiamo dire che la signora Florinda si chiama. Dai, è una bella donna. Poi con i classici colori mediterranei. Castani, occhi castani, olivasche, che cosa è? Normanna, di origine normanna. Allora non è siciliana. Noi siamo stati dominati dagli arabi e dai normanni. Visto che mi aveva detto tutto. Compa, si è fatta gli arabi e i normanni lei. Una cosa giusta lui l'ha detta. Lui dice che voi uomini avete 3 neuroni e noi invece qualcuno in più. Ha ragione. Non ho capito. Appunto. Oh! Vince Casisa, vince Casisa.
storia di una famiglia divisa a metà. La signora ha un'altra figlia che non vede e non sente da 9 anni. Comunque la signora quella in mezzo è una Forrester. Guarda, è Forrester, Stephanie Forrester. Amore, siamo a Palermo, siamo di nuovo a Palermo. Allora amore, ce la fai a spiegare questa storia in pochi secondi? Allora il fratello Vincenzo ha visto il marito della sorella che stava con uno, gliel'ha detto a sua sorella, Ida non gli ha creduto. Il marito ha detto, tu l'hai detto perché a me non mi hai sopportato mai. Allora, Toto Busta, amore, secondo te loro aprono o non aprono? Per me non aprono, però è un'edizione in cui aprono su tutti, per me no però. Per te no e allora per me sì. La nonna, come la faccio con gli altri nipoti? Fammi conoscere i tuoi bambini. Gioia mia. Non la conosco. Sembra mia mamma quando mi invita a pranzo tutti i giorni. Gli dico, mamma, oggi non posso. Mamma mia, la figlia ha detto che sua mamma è anaffettiva e non è sua mamma. Ah, male discorsi. Ma no, tesoro, qua non si può babbiare, picciò. Cioè, qua qui ci sono i piccoli e che telesattoriali non si può babbiare. Con questa finezza, tra l'altro, della Vitrano. Scusate. Hanno chiuso la busta, amore. Hanno chiuso la busta. Mi dispiace quando chiedono la busta, però avevo ragione. Hai vinto? Sì, vabbè, però. Ma però stiamo 2-1. Amore, c'è Michele Riondino. E tu ci hai lavorato nel Giovane Montalbano, il famoso Pitrino. Noi che, insomma, devo dire che di presenza è più bruttino. Sì. Amore, ci sono i bambini. Ma secondo te i bambini vengono pagati a prestazione occasionale o sono a tempo indeterminato? No, perché se sono a tempo indeterminato macchiano i niente. Glielo puoi chiedere? Vediamo se fa quello che mi ha promesso Micheluzzo. Mi ha detto appena vado a Ceppocia per te e ti saluto. Perché sei stato il mio più grande collega. Se l'ha detto? Ora lo dice. Ma grazie. Come avete potuto ben sentire, ha proprio detto ringrazio Pitrino, il coprotagonista, il giovane Ma non è Montalbano. vero. Grazie Michele. Ragazzi, questa puntata è finita. Ringraziando Dio, è finita. Ha vinto Casisa il Totobusta. 2-1. E- Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sabato prossimo. Vi vogliamo sempre tanto bene per il grande affetto.